I comuni sono presidi di democrazia e legalità. Da questo principio parte la seconda edizione del progetto Conoscere le mafie e costruire legalità. Avviso Pubblico e Regione Veneto tornano a collaborare per formare agenti di polizia locale e amministratori in modo tale che siano in grado di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel nostro territorio. È un corso che intreccia una parte, di competenze tecniche, ma soprattutto che vuole dare spazio alle migliori esperienze che noi siamo riusciti come Associazione Nazionale, come rete di amministrazioni locali, di raccogliere. Il seminario oggi a Rovigo è il primo appuntamento di una lunga serie di incontri che terminerà poi nel novembre del 2018. Fondamentale focalizzare il ruolo delle politiche regionali e renderle consapevoli delle strutture legislative e pratiche. Quello che chiede la comunità è qualcosa di molto più ampio, tendenzialmente è riferito alla qualità degli spazi pubblici e per questo dobbiamo tenere in seria considerazione sia la dimensione percettiva, cioè ciò che le persone valutano del proprio intorno, sia naturalmente alcuni fenomeni come quelli delittuosi, sia altri, come dicevo, di disordine urbano che non rientrano nella sfera penale ma che alimentano deficit di insicurezza nella comunità. Agli incontri potranno partecipare agenti della polizia locale, sindaci e dipendenti pubblici perché è fondamentale tutelare il tessuto economico e politico locale. Abbiamo il concetto del degrado urbano, dell'illegalità, di quei fenomeni come il gioco d'azzardo, dei fenomeni che riguardano le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. E sono tutte situazioni che trovano sempre più ampia diffusione e sempre maggiori tentativi di infiltrazione.